ma vai a quel Ma paese, va. esatto. Qua Ma puoi porca insultarlo nella vacca. chat, puoi insultarlo, ti prego, a nome di tutti gli No, lo utenti di riporto per Mattoscacco. ostruzionismo. Buongiorno amici di Mattoscacco, ben ritrovati nella vostra serie preferita, Missione 1500 punti. Siamo qui con Patrick e Ciao prima a di tutti. partire a cannone vi ricordo che se andate nell'Accademia di Mattoscacco inserendo il coupon YouTube50, tutto grande, 50 in numero, avete accesso al 50% al primo mese di Accademia, quindi se volete entrare, non siete mai entrati e volete capire come funziona, se può fare a casa vostro, questo è il momento giusto per farlo. Bene, detto È ciò, successo proprio così. grande. È vero. Grande, la Avevo cosa del usufruito coupon del di 50%. 50, avevo usufruito Grande. del 50 e poi ho detto: "Cazzo, ma in effetti è proprio una figata", e son rimasto. E meno Giusto, che male, uno e magari meno male. non se la sente di spendere cifra intera non conoscendo. Come va? Come va, Patrick? Tutto bene dai, sempre altalenante, mi scoccia veramente tanto 'sta situazione altalenante, dove addirittura sono sceso fino a 1111. Ho fatto proprio una foto perché era tutto 1, 1, 1, 1, 1, poi sono risalito a 1150 adesso se non erro, però lì, cioè proprio, cioè non mi schiodo, è incredibile sta roba, non mi schiodo. E mi Okay, dà un okay, fastidio okay. incredibile, ma cioè non capisco Adesso cos'altro fare. Oltre a studiare, però proprio vado a perdere delle partite che non capisco, cioè magari sono in vantaggio clamoroso e poi mi faccio fare qualche inchiodatura super stupida, infilata, che dico: "Ma cavolo, ma come ho fatto a non vederla?" Sempre perché muovo troppo velocemente. okay, va bene, adesso ce le andiamo a vedere tutte, ma io sto registrando in tutto ciò, sì, perché se Mi faccio auguro così di sì. sì, okay. Allora, volevo, prima di andare subito ad esaminare qualche partita, eccetera, fare un ripassone delle aperture che non fa mai male, Va benissimo. così entriamo sempre nel vivo della questione. Condivido lo schermo. Ok, allora qui ho messo questa scacchiera, partiamo sempre dalla nostra amatissima Liekin. Allora, giochiamo io contro di te. Allora, le prime mosse te le faccio io perché le conosci benissimo. Poi a un certo punto ti farò qualcosa di strano, voglio vedere come continui. Ti faccio questa. Mi è già capitata. Pedone 6. Non è male pedone 6. Hai calcolato se doppiatura di pedoni? No, è che mi ricordo sempre qualsiasi mossa faccia al di fuori pedone 6, e allora pedone 6. Allora, occhio che hai sbagliato varie variante. Quella roba lì, qualsiasi cosa, è quando loro giocano subito cavallo C3 e tu giochi di 5. In quella Ah, variante lì okay. qualsiasi cosa Qualsiasi facciano, ma mo quando ti ah, gioca okay. questa è la variante principale, non c'è più Ah, quel okay. qualsiasi cosa faccia. Io pensavo a prescindere dalle No, no. varianti, In ogni volta questa che si cambia variante linea, pedone 6. esatto, Okay, questa no, diciamo va è bene. la variante principale che ti Okay. cioè in realtà la principale è questa, però diciamo a un certo livello non se la sentono e giocano questa e quindi poi c'è la mega trappolina, okay. Allora invece qui avevamo detto così e dici pedone 6 perché ti No, ricordavi no. questa? Okay, sì, in questo Okay. caso che sappiamo no, io giocherei cavallo per cavallo, così doppio i pedoni. Okay, non per niente malvagio, mossa al nero? Dico sempre io? Sì. Sviluppare il cavallo in C3. Sì, in F3 scusami. Forse c'è di meglio, sai? Ah no, mossa al nero, scusami, mossa al nero, perdonami. Ah okay, stai Sì, pensando stavo pensando sì, perché mossa al nero. tu hai catturato e il Sì, sì, bianco e ha lui ha catturato. catturato. Sì, 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 sì. Ehm
Alzerei il fianchetto per andare nella quella dragone che dicevi. Sì, questa c'è. Però guarda proprio la posizione adesso, secondo me richiede altro. Dici mangiare il pedone così perde l'arrocco? Chiaro, chiaro. Non solo perde l'arrocco, ma se questi in qualche modo in un futuro si possono organizzare, possono diventare meno brutti, dopo questi sono brutti proprio totale, no? Ok, questo chiaramente non è isolato perché in una mossa fa già parte di un'isola, questa è un'altra isola. Senza Puzzle Race non l'avrei mai visto. Ok, grande. Ragazzi, fate i puzzle race. Quindi sì, sì, chiaro, uno, diciamo, lo stile standard ormai lo sappiamo qual è, eccetera, però all'occorrenza uno gioca quella che è la mossa migliore. Attiviamo l'analisi? Sì, dai, per forza è questa, D per E5, prima scelta. Pensa a te. Perché chiaramente cioè far perdere l'arrocco è E comunque isolarli e completamente. isolarli è comunque quel piccolo vantaggino. Ok, facciamo ora quest'altra variante. Così, così, che è sempre la variante principale questa. Sì. Cavallo lì. Così, così, così. Qui abbiamo B6. detto che giochi, ok. D6. E se ti mangia? Mangio di pedone. Ok. Allora io faccio il nero, faccio il bianco, scusami. Tocca al nero. G6. Ok. Alfiere G7. Arrocco anch'io. Alfiere G4. E poi mangio, do il... Esatto. E cavallo C6. Mi preoccupa spingere, no? Certo, ma Vai, si crea il buco. prima qui non Sì, poteva saltare il cavallo. sì. Adesso ci salta, che è un piacere. Qualcosa È quella che cambia. abbiamo visto l'altra volta, se non è. Sì, esatto. Avevamo detto che forse era meglio prendersi l'alfiere, no? No, forse Sì. era meglio prendersi... No, Vediamo qui cosa dice. Vabbè, qui scapperà con la donna N2. Ok, dice anziché prendersi subito, dice di continuare a mettere tensione, eh sì, è vero. anziché prendersi subito l'alfiere. E se, per dire, ma se lui... Ah, lui non può spostare l'alfiere, non puoi dire, ok, questo lo ritiro, perché poi perderebbe Perché qua, no? perdere, sì. E non può neanche Quindi... difendere E col se pedone gioca perché abbiamo B3... visto. Esatto. se gioca Abbiamo visto. B3... Sì. E infatti qui c'è cavallo in E, cattura C4, perché va bene, va bene, va bene. Che queste sono sempre le cose tematiche di questo alfiere che diventa fortissimo, di questi cavalli che attaccano sul centro, eccetera, eccetera. Mentre sull'altra linea, quella lì che poi, diciamo, secondaria, chiamiamola così, ma ti giocano concretamente in partita, abbiamo detto che è questa, no? Sì. Chiaramente se ti catturano, fine dell'apertura, e questa è la versione migliore possibile della scandinava, e qui si gioca a scacchi, quindi dimenticati questo, qui si gioca a scacchi, quindi si controlla il centro, si tirano fuori gli alfieri, si tira fuori il cavallo e poi scegli tra rocco lungo o corto. Cioè qui si gioca a scacchi, agli echi non esiste più, un brutto ricordo. Ma tu valuti invece E5 prima? Dopo quando hai tirato fuori la donna, cioè vai avanti di nuovo alla fine. Così, così. Sì, sì, 5 subitissimo. Subito proprio. Valuti E5. Sì. Ma poi dopo non sei costretto a fare F6? Potrei farla, Cioè per però se tenere è la rocco catena. lungo, F6 Ah, ok. non mi interessa più. Ok. Ok. Sì. Allora, prima di fare F6, se questo me lo vuole martorizzare, prima di fare F6 comunque c'ho la donna che difende, il cavallo che difende
e l'alfiere che difende, dopo al rocco corto la torre dietro che difende. Quindi secondo me prima di fare F6, cioè me le gioco prima tutte quelle, no? Se Ok, faccio rocco corto intendo. sì. Se faccio rocco lungo, al primo attacco magari ti gioco F6. Anzi, Ok? addirittura qui dopo con l'arrocco lungo si può valutare anche un F5, G6. Tante cose, tante cose. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Ok, andiamo sul tuo profilo. Dimmi se vedi il tuo Vediamo, profilo, vedi quello di prima. vedo il mio profilo. Ok, Sì, vedi, 1150. ok, allora prenderei le ultime 4, 2 vinte e 2 perse. Ok? Mhm, sì. Guarda, l'ultima l'ho vinta, no, la penultima l'ho vinta per miracolo, Ok. perché ero andato di pre-move, quella contro il tedesco. Ok, adesso la vediamo. Ah, qui eri il nero. Ah, ah. Oh, mi piace che hai preso il centro. Mi piace che hai preso il centro. Me l'avevi detto Anche tu. perché di norma F3 è una sorta di preparazione di questa. Ok, ti sei schiodato, così si spinge. Ecco, È stata questa... molto strana sta partita, eh. Mi ricordo che era stata molto molto strana, ho fatto molta fatica. Ok, sì, perché comunque ha preso spazio e sei entrato in una sorta di francese, no? Alla No, fine. sì, ma faceva proprio mosse strane che non mi era mai capitato. Adesso vediamo. Vedi? C'è, Uh. c'è. Beh, qui bisognava prendere, guadagnare un pedone. Eh, non C5 l'ho va visto. fatta, ok, tranquillo, andava fatta dopo, ma va bene. Ok, vediamo se potevi farla adesso. Ok. Allora, allora, ti spiego una cosa quando c'è questa tensione qui, questa tensione qui. Nel momento in cui, allora, noi abbiamo detto sempre, ricordami perché io poi do consigli a tante persone e allora, non so se ti ricordi, a Stefano sicuramente glielo dicevo, anche a Carlo glielo dicevo, gli dicevo, ricordi che se c'è una pensione, se c'è una tensione tra due pedoni cambia, così non c'hai sbatti e non sai... Esatto, Ok, me bravissimo. lo ricordo. Ok, questo è un consiglio che do sempre perché spesso uno si vede arrivare un pedone di lì che fa contatto con il proprio pedone, poi uno si perde nei suoi ragionamenti, si scorda di fare qualsiasi cosa e poi succede il disastro. Allora dico, guarda, appena arriva la tensione, scioglila. Ora però proviamo ad andare un passettino più avanti e ti chiedo di ricordare questa cosa. Quando c'è questa Ok. pensione, perché dico pensione? È la seconda volta. Quando c'è questa mezza pensione C5 e D4, cerca di non scioglierla mai tu, Ok. perché nel momento in cui fai questa e lui fa questa, ok, si è aperta la colonna C, sicuramente si giocherà sulla colonna C, raddoppio di torri sulla colonna C, tutto quello che vuoi. Sicuramente potrai creare tensione, ma hai perso un po' di attrito, non so come dirti, cioè è finito il piano di gioco del nero, ora l'unica cosa che può fare il nero è assorbirsi magari un attacco sulla Idona, che fa il nero? Invece finché hai questo pedone, questo te lo potrai giocare, questo la potrai sciogliere ma al momento giusto. Per esempio, guarda, ti faccio una cavolata, esempio, qui metterai il cavallo, no? E comunque sono due attaccanti qui, esempio. Ma proprio, tanto lui non giocherà mai così male, ma giusto per farti vedere. Poi magari metti la donna qui e come vedi, per esempio, già qui lui non può catturare di pedone perché Non può farlo. capito, no? Quindi ci sono Ah, magari condizioni migliori dove questo cambio si può fare. Fallo solo se c'è un guadagno poi vero, perché così subito è un pedone per pedone e gli stabilizzi il centro e tu non hai più nessun pedone per fare contatto se non quello F e te lo raccomando. Ok, quindi tutto qui. Attiviamo il motore così ti faccio vabbè, dirà sicuramente di prendere dare il scelto. l'alfiere, per forza. Ok, dire sì alfiere per Certo, c'è il G5, pedone. sì, ok. Allora, Certo. facciamo che questo non c'era, aspetta, facciamo tocca al nero, facciamo così. Ok, così dai, situazione normale, Ok. diciamo. Ok, questa comunque non te Non la la dà. consiglio. Ah, ok, C per D4, No, no, seconda. però perché non può catturare di pedone? No, cattura di pedone. Aspetta, se mettiamo questo qui, c'è qualcosa che... C'è qualcosa che ci sfugge? Perché? Perché con questa... Aspetta, diamo un po' di tempo perché C per D4 è proprio una di quelle mosse che secondo me...
Ok, adesso in Per la terza terza scelta. scelta. Facciamolo pensare ancora, che magari cambia idea. Ok, Sì. comunque c'è Sì, che cavallo poi C6, comunque è un più 0,7, è quasi un pedone in più donna comunque. B6. Ah, sì, sì. Cioè, sono comunque in svantaggio. Quindi ti direi cerca di non scioglierla, questa piccola regoletta quando sei il nero. C5 e D4, tienila lì. Ma mi sembra che io ho mangiato perché c'avevo un piano in mente, non mi ricordo Ok, bene. adesso lo vediamo. Quindi tu hai catturato, lui ha catturato di donna. E Beh, io a mi questo aspettavo di punto. pedone. Vabbè, a Rocco va bene. Ok. Va bene, giusto, giusto perché il cavallo ovviamente deve andare qui. Giusto di alfiere. Non lo fai arroccare. Molto bello questo piano. Chiediti cosa fai se ti arriva a 4. Sì, l'ha fatta. Ok. Ah, l'ha fatta, esatto. Ok, quindi. Ah. Ok, toglie la donna e poi c'hai l'alfiere. Pensare sempre a queste cose. Il problema è che quando si vede la donna ad attaccare, uno non capisce più nulla, però pensale, questo non c'è più casi di ritirata. Sì. Non ne è ancora una. C'è. Ok, ok. Però aspetta, se lui toglieva la donna. Sì, in quel caso sì. Beh, c'avevo ancora C4. Ok, avevi ancora C4, sì. Sì, avevi ancora C4. C'era questo minacciando B3. Forse così però sarei a B3. Che Forse devi comunque sacrificare. Sì, sì. sarebbe andato a Strano, perdere. perché in genere questo non è il tuo stile di gioco. Il gioco semplice No, dice sì, ti minacciano un esatto. pezzo, vai via. Lo so, solo che mi ritrovavo tutto spaesato, mosse Ok, che ok, e ho ok. detto, boh, proviamo diversamente, vediamo cosa Ok, succede. ok. Gioca sempre pieno tuo stile. Ti minacciano, vai via. Proprio. E quando si fanno ste figate qui non si sa mai come va a finire. Cambio. Cambio. Aspetta, scusa se riguardo il cambio qua. Allora, qui è da valutare. No, non potevo mangiare di cavallo perché sennò perdevo Dici? l'alfiere. Ah no, no, intendevo questa, stavo calcolando. Ah, ok, questa. Allora, lui ti ha preso un pezzo leggero. Sì, Tu gli prendi la donna. sì, lui mi Lui ti prende la prende la donna, donna. io gli prendo il pezzo Tu gli leggero. prendi un pezzo leggero con Ah, scacco. scacco. E poi gli prendi un pezzo leggero. Quindi lui ha 2 pezzi leggeri, tu hai 2 pezzi leggeri e donna. Però gli hai rovinato la struttura pedonale. Però poi perdi anche questo in realtà. Esatto. Niente, niente, niente. Alla fine ne perdi 3 di pezzi leggeri. Ok. Sì, adesso è strana come partita. Adesso sono d'accordo che è abbastanza strana. Questa perché volevi attaccarlo fino in fondo? Sì, cioè, non sapevo come continuare, cioè Sì, l'ala di forse così donna ero perché hai bloccato. Sì, quello lasciato essere c'era, lo questo so, buco. però poi avevo pensato a rimanovrare il cavallo, infatti avessi messo il cavallo lì. Ok, E poi è proprio andata così alla fine. ok. Cioè non mi faceva così Questo. paura quel cavallo là, perché tanto Un era bel tutto bloccato. avantpostino, eh. Avamposto, però Ok, ho sentito la pressione dopo. ok, ok. Sì. Ma è stato un finale tremendo. Cioè, tremendo nel senso che è difficile da giocare. Non hai idea, cioè. Ok, riesci a portarla. Ok, grande, grande. Ok, che cosa dire su questa? Mi piace che hai preso il centro, questa è stata una grande mossa, grande scelta. Ok, Devo approfitta vedere. subito degli Sì, errori quando si presentano sì. e ricordati di non togliere la tensione lì.
queste due cose. Da questa partita ci portiamo a Sì, casa queste. E se ti minacciano... ritirata. Bravo. Bene, vediamo quest'altra. Questa anche se l'hai vinta, se non mi sbaglio. Ecco, vedi, questo è stato un pre-move. Questo è stato un pre-move. Niente. Cioè, chi ti gioca E5 su D4? Nessuno. È un gambettone del cavolo. E niente, ho giocato pre-move, infatti poi gli ho chiesto subito la patta e lui me l'ha rifiutata. Cioè, E allora si vedeva che era un errore, cioè era pre-move. E gli ho chiesto la patta, niente. E ho detto niente, adesso la gioco. Adesso lo asfaltiamo allora. Era quello l'intento. Però pensavo di Come andare a cavolo hai perdere, fatto? chiaramente. Vediamo dove ha sbagliato. Alla fine. Vediamo dove ha sbagliato. Quindi sta cambiando i pezzi. Sì, lo so, ma non se n'è accorto. Infatti quando ho visto quello ero pronto sul tasto abbandona, non l'ha visto, ho detto, a Ok, posto, qui ti ha ridato il pezzo sacrificato per qualche pedone. Che casino. Bella. Ok. Questo è stato l'ICES, questo è stata Puzzle Race questo. Sì, è stato Puzzle Race, sì, un sacco. Ok. Un sacco, ho cominciato a vedere le inchiodature proprio. Non l'avrei mai vinta, ma non l'avrei neanche mai vinta se avesse visto la donna in presa. Vabbè, senti, sbagli tu, sbagliano loro, non è che... Ottimo, questa cavallo C6 ovviamente è sbagliata, no? Perché è sbagliata cavallo C6? Perché blocca l'uscita del pedone C7. Quindi non ti potrà mai attaccare sul punto debole del London. Ok. Allora, va bene avventurarsi qui? O mi sarei preso questo? Credo che mi sarei preso questo 100%. Infatti sì, dovevo prenderlo perché è stato quel pedone che mi ha fatto perdere. Vacca. Sì, perché qui gli dai controgioco, perché poi tu devi andare via con la regina, lui... Non lo so, si è un po' avvelenato questo. È stato quel pedone che mi ha fatto perdere la partita proprio. Ok. Ok, vabbè, qui credo che tu stia ancora bene. Va bene. Vedi che non riesco a mangiarglielo più quel pedone. Attento questo discorso. Mossa al bianco, appena spinto questa. F4. O F4, volevo giocare anche B4. B4? Sì, torre B4. Torre B4. Sì, torre B4 mi piace. A me piace un'altra, che in realtà non so se poi il motore la consiglia, ma è nel pieno stile di un finale, perché siamo in un finale. Quali sono le 3 cose che bisogna fare nel finale? Centralizzare il re, ovviamente con le donne in gioco il re è meglio che se ne stia. Centralizzare D5. il re. Promuovere. E se c'è la possibilità di farti un pedone passato, il pedone passato vale molto di più di un pedone normale. Vediamo se c'era. D per E5, D5 no, non c'è perché c'è qualche tattica che ci sta sfuggendo? C'è qualcosa che ci sta sfuggendo? C'ha G4, H5. No, sembra che non abbia nulla, scusa. Non posso portarlo. Perché non posso portarlo e non so dove mettere la donna per portarlo. Beh, io qua avrei dato scacco e avrei cambiato le donne col pedone in... però non posso andare a difendere.
Sì. Sì. Ok. Ok, catturato. Cattura. Ah beh, scusa, c'era il pedone in più. Ok, non l'avevo visto. Cioè, al di là del pedone passato, ma... Ok. Il Sì, pedone in più vince contro il pedone passato anche se ti prende questo in realtà. Però sì, tu sì, poi gli prendi questo. sì. Ok. Ecco perché non te la consigliavo, perché c'è il pedone in più. Ok, ovviamente se c'è il pedone in più vince il pedone in più che Ah, il pedone ok. passato. No, qui c'è il pedone in più e qui E credo qua ho sbagliato. Cioè, scacco. qua avevo vinto, dai, avevo praticamente quasi vinto. Potevo giocarmela molto bene nei finali. No. Volevo cambiare le donne, Ah, ma mi sono dimenticato della torre. porca vacca. Vediamoci Ah, quest'ultima. Vabbè, succede. Ok, vediamo cosa ti gioca. Vedi che molti ti regalano questo pedone qui perché giocano il sì, pre-move? O quasi pre-move, però non però... so, non ero tanto pre-move, eh. Oh, bravo che hai ritirato. Ovviamente anche di 5 c'era, ma nel dubbio col pedone in più... Ok, va bene, solida. Non mi piace, questa l'abbiamo vista anche l'altra volta. Non puoi dare l'alfiere buono. Cioè, quando tu metti l'alfiere qui, perché fai questa? Sì. Non glielo puoi dare. Però è una sorta di ninja indiana qui. Eh, sì, ma la ninja indiana secondo me ti ha un po' deviato. Mm. Sì, perché poi c'è anche questa, quindi proprio l'avrei messo in E7. Vediamo. Donna di 3. Ok. Allora, aspetta, torniamo un attimino indietro. Mm. Non sono Ok, più allora, su questa, poi prima o poi va fatta questa, ok, va bene. Mossa al nero, qui al Rocco. Ok, l'ho vista che volevi fare, dici sì, catturo il cavallo, poi c'ho questa, cambio un po' di pezzi. sì, A parte che appunto se catturi donna non c'è più, esatto. ma è un po' strana questa rimanovra di questo alfiere, no? Di norma c'è C5, solita struttura, cavallo che in C6. Ok, l'alfiere rimane per un attimo cattivo, poi si scoprirà di cosa fare di quell'alfiere. Quindi prima diciamo le mosse standard. E questo è stato un piano, per carità è bello che hai avuto un piano, eh, però fu un po' insolito, no? Un po' insolito, sì. E qui ovviamente Carlo ci sia un errore perché questa è una partita di donna. Col pedone di donna davanti a quello di re, il pedone C non va mai tappato. E piuttosto, così non so se era meglio. Non volevo bloccarmi quell'alfiere, Eh, sai. Ho eh, fatto, alla fine comunque sono andato a bloccare, Carlo esatto. C6 di mettere dietro la torre C8. Niente, alfiere B5, cavallo in E4. Cavallo in E4, c'era questa, però su questa, scusa, come andava a finire? Questa e... Ah, ok, semplicemente gli davi il pedone. Ok, non c'è niente di... Va bene, mosse da computer, solite mosse da computer. Va bene. Ok, ok. Non me lo dava quell'alfiere, incredibile. Cioè, Ok, allora ti faccio vedere qualche mossa alternativa che secondo me era carina. mm, Su questa qui credo che... Ah no, ok, allora potevi togliere il cavallo, no, però poi dopo i cambi c'era questo. C'è esatto, sempre è quel quello il giochino problema. del Io non potevo Kaiser. togliere il cavallo lì. Ok, allora re H8, perché comunque il cavallo in qualche modo te lo fa togliere, no? E allora con re H8 questo giochino non c'è più. È vero, devo farlo subito. Mm, Ok. eh sì.
Ok. Va bene, non è persa perché comunque c'era questa. Esatto. Va bene. Ok, questa è stata carina. Qua ho sbagliato. Qui? Perché ti entra con l'alfiere Esatto. lì? E non so come andare a difendere quel punto. Sì. Ti entra con Sì. in batteria. Basta. E qui è finita. Sì. Sì. Non sapevo come difendermi lì. Cioè, quel pedone non andava mangiato. Non so. Sì, alla fine ti dava una mano in difesa. Sì. Sì. Non dovevo mangiarli. Sì, se vedevi questa, secondo me non l'avresti mai mangiato. Secondo me. Già. Ce la vedevi, non l'avresti mai fatto. D'altronde, che si fa qua, se non quella? C'era piano si aspettati fa? B5. Ma col fatto che non puoi mai spingere, che comunque... No, Torres dietro. G5. Torre 8, torre di 8. Non c'era granché. Non c'era veramente granché. Però non ha un vantaggio clamoroso qua. Da Questo è computer. per prendere questo. Sì. Sì, diciamo che il nero non c'ha tanto da fare, quindi è nelle mani del bianco che spera che non faccia un bell'attacco. Va bene, ok. Dai, facciamoci qualche partitina, ti faccio condividere. Sì. Al solito ti motivo sui tuoi punti deboli, quindi considera tutti i salti di cavallo quando ti muovono un cavallo, gioca semplice e se riesci ovviamente punisci le cavolate che fanno in apertura. Tanto abbasso Vediamo. l'aria condizionata. Siamo i bianchi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ok. Siamo i bianchi. Ok, l'esperienza ti dice che è meglio non fare il pre-move. No, infatti adesso lo tengo. Perché dicevi che quello tra l'altro è un gambetto, quello con le 5. Sì, il gambetto Englund si chiama. E, tra l'altro nel corso Un pedone di Andrea Stella c'è la confutazione totale di quel gambetto. Perché tutti questi gambetti che ti regalano subito il pedone ti mettono in disordine se non la conosci, ma se la conosci... Qui da teoria ti ricordi cosa si gioca? Questa. Seguiamo la teoria, va? Va bene. Gioca solido, gioca semplice e domandati sempre come giocherebbe il campione del mondo. Tipo, se ti viene in mente di fare H3, che non è necessario, dici, ma il campione del mondo l'avrebbe fatta H3 adesso, per dire, no? Però c'è H3 per questa. Sì, non adesso, Non che ti ora, cambia. però c'è. Questo Sì, lo di posso norma, farlo di norma, pre-move. cioè. Questo Sì, pre-move quella posso si può farlo. fare, quella si può fare. Ok, che mossa ti aspetti che faccia il nero? Quella. Ok, perché ha messo la regina lì? Ha qualche idea particolare? Oh, non mi sembra abbastanza prematura. Sembra molto prematura. Forse vuole fare questa? Non lo so. Va bene, Io sì, sviluppo. quella te l'avrebbe fatta a scacco e dove interporre la regina. Ok, ha fatto il sistema a forcone. Sistema forcone.
Ok, giusto. Cavalli prima di alfieri. Mm. Adesso questo non andrà mai. E questo va in posto totale. Se ti mette il cavallo in C6, che vuole cambiare i cavalli? Qui? Così, no, No, così in sì, C6. no. Ah, qua. No, io faccio questa. Ok. Il pedone in G3 doppiato non ti fa paura? Però è fortissimo così. No, dico quello lì doppiato in G3, Sì, quello lì. qua. Sì, perché dopo F4 questo è debole perenne. Facci caso, tutto qui. Cioè è Mm. difficile per lui attaccartelo, perché è veramente difficile attaccartelo. Però facci caso, tutto qui. Va bene. Cioè già se te l'attacca una volta sei costretto ad andare lì col re o a mettere la torre in una posizione passiva. Ah, Ok. stavo pensando, lui potrebbe cambiare, io cambio gli alfieri. Il punto è che cambiare il mio alfiere buono per il suo unico alfiere che è cattivo. Però se gli cambiassi io, il cavallo qua come può attaccarmelo? Solo con l'altro cavallo. Per forza. E in più... mm. Ha ragione. Eh, Allora, quando vuoi fare un cambio, devi essere sicuro che il cambio è a favore tuo, altrimenti non va fatto. no, perché stavo pensando anche a questo. Non so che con questo c'è la donna, c'è pure di scoperta, cioè. Mhm. Vado a perdere un pezzo. O meglio, c'è questa, ma dopo questa. Ma se mi dicevo se prendergli il cavallo oppure no. Devi capire. Tu gli prendi il cavallo, lui cosa fa? Mangia degli alfieri sicuro. E poi tu ci rimetti lì il cavallo, giusto? Questa è la tua idea. Esatto. Ok, il cavallo che tu dai adesso è più forte, cioè gli fai un favore a lui che lo liberi, che quel suo cavallo fa talmente schifo che gli fai un favore, o è buona per te? Cioè, sempre questi sono i ragionamenti che devi fare. Cioè io in questo momento glielo mangerei perché è l'unico cavallo che gli difende più o meno l'arrocco. Ok, ma se lui dovesse un giorno fare delle manovre di cavallo, dove lo mette quel cavallo? No, me lo darebbe sul mio sicuro. Ok, quindi risparmieresti tu una mossa, perché se lui ti cambia, tu metti lì gratis subito il cavallo. Sì. Quindi secondo me, poi è una mossa che cavallo per C6 a me piace sinceramente, però ti sto facendo un pochettino ragionare sul valore dei cambi, Sì. no? Cioè se tu pensi che quel suo cavallo non sia granché, il tuo secondo me è fortissimo lì. Sì. No, ma infatti anche questa c'era che stavo valutando al posto che questa. Anche lì, esatto, se metti l'alfiere lì vuol dire che sei disposto a cambiarlo, però mi hai detto che quello del tuo alfiere è buono, quello del suo alfiere è Sì, non cattivo. vorrei cioè vorrei cambiarglielo, ma io vorrei tenerlo qui per fare questo. Però lui si Ti sposta il cambia lì, cavallo, sicuro, capito? sicuro. Quindi è quello che non... quindi secondo me le uniche sì, cioè o questa o questa. E sinceramente, siccome lui ha praticamente fatto tutto, mi conviene sviluppare anche a me. Ok. Magari posso fare questa. La- no, magari meglio di no. Forse questa. Cioè, comunque questa. Quali sono i tuoi pedoni deboli? Uno Questo e e questo. due. Ok, occhio, quindi ti attaccherà coi cavalli, quelle zone lì probabilmente. Che per ora non può qua. Mhm. Oh, è andata come speravamo. Perfetto, ora c'ho questa, se non erro. Sì, ora ce l'ho. Quindi vuoi giocare sull'ala di re o sull'ala di donna? Perché se fai quella spinta vuol dire che vuoi giocare sull'ala di re. Che se no c'è qui.
Se no devo dargli l'alfiere buono, capito? Ma perché devi cambiare per forza? Non lo puoi tenere lì. Ma cosa fa là? Niente. Non fa niente, il suo pure fa niente, non fate niente tutte e due. Infatti, Che cosa vuole fare con questa mossa? vuole impedirmi questa spinta. Vuole impedirmi questa spinta. Cioè, se lui spinge, io sono più che felice. Ma se me vuole spingere, se me vuole impedirmi questa spinta, fare andare il cavallo lì, Vuole mettere il cavallo lì. poi non so cosa c'è, nel senso, può metterlo direttamente qua. Ok, ragiona. Secondo me o ha visto questa, o sta preparando le spinte di pedoni. Comincio a attaccare anche io di qua, tipo con questa A4. Questa qual è l'obiettivo? E se ti viene in E4? Glielo sposto, La risposti di nuovo. per forza. Cioè, Se tanto te qua direttamente, non so, in D3? D3. D3, Domodossola 3. Sì. Qua. E tenevi quel pedone lì e se saltava in E4 non dovevi rispostare la donna di nuovo. Guardale tutte, sono piccoli tempi che uno perde. Anche perché tanto lui può fare, cioè, più che altro vedevo che poteva fare sia questa che Ok, perché ha questa. fatto questa? Perché ha spostato la regina lì? Secondo me perché vuole venire di qua. Per Perché attaccare questo prima, qui. prima c'era il doppio di cavallo se andavi col cavallo lì, Torna indietro di una mossa. Ah, porca vacca, che babbo. E quindi se ne è accorto adesso, ha messo la regina lì. Ok, nulla di che perché per me la Nei qualità... commenti mi ammazzeranno. No, ma figurati. No. In queste posizioni, guarda, secondo me il cavallo e l'alfiere valgono di più. In queste posizioni che non c'è neanche una colonna aperta. Quindi parliamone. Però c'era, tutto qui, stop. Detto ciò, Porca giochiamo la vacca. partita attuale. Mannaggia. Tranquillo. Siamo totalmente in partita. Occhi apertissimi, un piano preciso. Non cambiamo i pezzi se non c'è un vantaggio chiaro, non li cambiamo, se non vediamo un vantaggio chiaro, che sia un vantaggio dinamico, un vantaggio di materiale. Sì. Io devo arroccare. E arrocco lungo. Questa là qua mi fa troppo paura. Ok. Forse urge qua un... Non so. Ma che nervi. Ah, adesso però che ci penso, questa è bella. Però il cavallo qua è fortissimo. Sì. Cosa può fare? Secondo me magari verrà qua. Sì, però finché è lì il cavallo, diciamo... A me spaventa il suo salto in E4 col cavallo. Tempo su donna e attacco anche su. Sì. Poi io c'ho questo. Sì. Speriamo venga qui.
così almeno gli mangio la donna. Chiaro. Sperare non fa mai male. O anche Eccolo qua. Okay. Sembra l'unica, no? Sì. A parte che lo stiamo dominando. Che cosa fa con questa mossa? Vuole fare il cambio di alfieri. Sì. Il punto è che mi conviene farlo a me a sto punto, perché poi cade questo. Mh-mh. A meno che se facessi così... Non c'è qualche tattica? Questa spinta qua è brutta. Però più che altro poi il re rimane proprio alla mercé con scacchi, no. Forse faccio questo. Così almeno se mi cambia lui gli alfieri posso mangiare di donna, che il pedone lì lo continua a difendere. E lui non può fare nessun salto. Carsen l'avrebbe mai giocata questa? Così No. difensiva? Mai. Avrei fatto questo, dici? Sì. Ma con la donna poi qua mica non è un po'... Sì, è minacciosa, però Non è è un po' giustificata perché c'era qualcosa. Perché era giustificata alfiere per alfiere. Perché c'era il doppio? Sì. Per Abbiamo quello. capito che le sue torri non ti piacciono. No. No, tranquilla. Io sono ancora del parere che sono più forti i pezzi in questa situazione. Allora, o c'è questa Mm. o c'è questa. Quale farebbe Carsten secondo te? Probabilmente questa. Ok. Però secondo me se faccio questa, lui basta, non lo so. Calcola. Abbiamo 8 minuti. Fa quella? Cosa fa? Muove l'alfiere, muove la donna, muove il cavallo. Calcola. No, muove sicuramente l'alfiere. Dove lo mette? Di nuovo qua o qua. Ok. O qua. Ok, facciamo anche il E ritorno dove era prima. il punto che poi dopo... E poi dopo posso spostare il re qui. E consolidi. Con re lì consolidi. Esatto. Consolidi. Perché qua proprio la torre qui proprio No, c'è. blocchi l'alfiere, blocchi la torcia, Blocco la torre, blocco tutto. blocchi tutto. No. Mi Pensa sembra sempre l'unica. cosa farebbe un grande maestro. Mi sembra l'unica. È l'unica. A meno che non volevi sacrificare la qualità alla torre, ti prendevi l'alfiere. Però. Potevo farlo in effetti. Sì, secondo me era anche giocabile. Tanto la tua torre non sta facendo nulla. Ok, occhi aperti. 2 tattichine ce le siamo perse. Occhi sempre aperti, per vedere se c'è qualcosa nell'aria. Sconsolido per forza subito. Di questo consolidamento secondo me ci voleva. Il re è più sicuro. Hai coperto anche la casa A3, quella nera. Quindi Sì. la donna non può neanche entrare in quella casa nera così. Anche lui si è Adesso qua c'è da consolidato. valutare magari questi. C'è da valutare magari una spinta qui. Ma se sposto qua la torre, lui cosa può fare? Beh, si toglie tutta la rocco però. Tanto la torre lì non fa nulla perché non difende nessuna casa. Forse qua la metterei comunque. Buona.
Buona, Vado a mettere il piano comunque. è giusto. Il piano è giusto perché il pedone più avanzato chiede di essere affiancato e l'unico affiancamento che c'hai è C4 e l'unica spinta di rottura, no, per portare un po' avanti il gioco che hai è quella. Buona la preparazione di torre. Avresti potuto farlo subito C4 perché la protretta sia dall'alfiere che dal cavallo, Sì, ma questa preparazione mi è piaciuta. Perché ha fatto questa? Sicuro qualcosa c'è in mente. Che vuole rimanovrare Capiamo dove. e secondo me qua per attaccare qui. Ok. Anche perché c'è, a meno che non vuole fare questo, No, troppo lungo, dai. però secondo me è più probabile questa. Ok, è un problema, non è un problema, ce ne possiamo occupare dopo, ce ne dobbiamo occupare subito. No, Allora, non mi sembra di vedere nient'altro, cioè nel senso che io potrei spingere, lui mette il Ok, cavallo qui e io ok. donna qua Mhm, e tengo il pedone. mhm. Però cioè, più che altro c'è anche il cambio. Poi lascio però questa colonna qua, meglio di no. Quindi no, mi sa che posso spingere, secondo me. Secondo me posso spingere. Meno che lui, una volta che mangia, può rimanovrare il cavallo qui. Non so, vediamo se mette prima il cavallo là, dai. Mhm. Perché c'è anche questa, volendo. Magari dà fastidio il mio cavallo e non lo sopporta più, vuole cambiarmelo, E se ritorna dove era prima col cavallo, tempo su donna? Lo rimetto qua la donna. Mossa al nero però. Mossa al nero, sì. C4 si poteva giocare secondo me. C4 Lo si so, poteva però giocare. ero fifone. Va bene, dai, intanto siamo mossa 21, voglia, ce n'è Cioè, ancora. deve ritornare lì col cavallo. Secondo me lui l'ha tolto lì perché lì non lo vuole tenere. Metti caso che gli viene voglia perché vede la donna e si lascia ingolosire. Ma Vabbè, se io ritorni dove rimetto, eri prima. cioè, una volta che ritorno di nuovo dove ero prima, o lui ritorna di nuovo qui, o deve fare qualcos'altro. Sì, Se fa qualcos'altro, io spingo. Ok, va bene, va bene. Secondo me il cavallo dove voleva metterlo lui a lato stava molto peggio che al centro. Cioè, secondo me Qui ci aveva fatto un sta peggio grandissimo favore, sì, che qui. a Sì. toglierlo. Quindi va bene, l'ha tolto dal centro, siamo Vedi, contenti. secondo me forse lui Perché? vuole saltare qua. Perché ha messo la donna lì? Perché vuole comunicare le torri Mhm. e poi ci sono 1000 idee perché lui può venire di qua volendo, cioè così e poi è in offensiva. Se no, secondo me quello un po' più probabile è comunicazione delle torri. Fa saltare il cavallo qua o qua, spinta del pedone, c'è il doppio, cioè c'è ci sono 2 difensori e io solo Ok, uno. E a quel punto sarei costretto a fare questa. ok. Prova a spingere. Suicidio. Dalla tua faccia insieme. Perché ha messo l'alfiere lì? Vuole convogliare tutto di qua. No, perché l'ha messo lì? Dimmelo, ti prego. Che casella vuole tenere con quell'alfiere? Vuole tenere questa. Perché prima potevi andare un'altra volta in G6. Tranquillo, giochiamo avanti tutta. Secondo me il piano che stai facendo è più forte di prendere la Nelle qualità. recensioni si sgoleranno. Però io non andrei a togliergli la torre lì. Col No, cavallo anch'io. lì. Secondo me neanche il motore. Dopo lo vediamo col motore. Allora, non Secondo l'ho me no. vista, è vero. Però non sarei Però andato anche se l'avessi vista. no, sono d'accordo, sono d'accordo. Andiamo che abbiamo 4 minuti. Che piano vuoi fare?
Sai che non so se mangiare. A questo punto forse potrei anche spingere. Fai quella che credi che sia più forte tra spingere e mangiare. Allora, scusa, io mangio, lui mangia. È finito. Spingerei per bloccargli un po' il tutto. Buona, anche secondo me questa era la migliore. Ok, così c'ha le diagonali della regina bloccate. Beh, c'è un vantaggio di spazio secondo me importante adesso. Ok, come continua il piano? Se toccasse sempre al bianco, secondo te? In che modo deve continuare il O piano? donna A5 o donna Probabile. di B4. Molto probabilmente farei tra queste due. Forse farei B4 per supportare questo, però tanto me non l'ho più fatto fare. Ok, come continua il piano? Forse A4, sai? Dimmi cosa vuoi fare? Voglio spingere i pedoni. In che modo? A4, B4, se cambia. Ok, se non Mangio. fa nulla tocca sempre al bianco, come li muovi i pedoni, fammi vedere. Tocca sempre al bianco. Tocca sempre al bianco? Sì. Cioè non è a caso, c'è un ordine preciso. Ah, c'è un ordine preciso. Ok, no, io farei così. Ok, quindi A4 e poi, cioè in ordine A4, poi B4 vuoi fare? No, A5 subito? A5, Ok, B4. ok. Vai, gioca, scusa, non voglio distrarti, volevo solo capire i tuoi ragionamenti ad alta voce. Sì. Cioè lui farà questo adesso. Invece no. Io qua posso spingere la coperta da donna. Ha chiuso, è riuscito a chiudere, è finito l'attacco purtroppo. Per quello c'era un ordine preciso. Cioè lì non puoi più spingere in B5 purtroppo. L'unica cosa che puoi fare è chiudere anche tu, giochi B4 Sì. e non entra più né lui né tu né nessun altro. E Va la tua bene. donna... Adesso, Ok, il adesso re è al facciamo, sicuro, il tuo re è al sicuro, anche il suo è al adesso facciamo sicuro. questo e continuiamo a spingere. Anche il suo è sicuro, cioè. Cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Ok, dimmi il tuo piano, ok, vuoi mettere la Devo torre in mettertelo B1? dietro. Ok, e poi? Ok. Non ce la faceva più. Non ce la faceva più. Ok, questo pedone era giusto secondo me. Quindi mi ripeti un attimo il piano? Torre dietro il pedone e Ok. alzare la torre, magari metterci anche la donna dietro e spingere il pedone, cioè creare un punto di rottura qui. Perché comunque c'è anche questo che mira qua. Riesco a... Adesso arrivano gli attacchi di là. Allora, io penso che adesso questo lo posso anche stare indietro. No, prima metto qua, dai. Se fa questa, metto indietro. Allora, adesso per lui è difficilissimo attaccare, secondo me, questi, Sì, anche lui secondo me ha fatto spinta senza un po'. cavallo. Cioè, lui adesso cos'è? Può fare questa, ma... Ok, mi sa c'è che anche si farà questa. lunga sta partita, quindi concentrato fino alla fine. Sì. Vuole raddoppiare, infatti, ecco, anche lui. Anche lui vuole raddoppiare. Lui c'ha 1, 2, 3. 1,
2. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Scusate amici, mi è saltata la connessione, spero che non capiti più perché sti giorni stanno succedendo cose stranissime. Ok, la partita più o meno come prima, dai, non sono successe cose particolarissime. Occhio al tempo, No. è tutto chiuso, non ci sono colonne aperte. Sì, è che qua è tutto bloccato. Infatti ho fatto continuamente così io. Sì, allora o gli chiedi patta o provi a giocartela fino a sfinimento e che uno dei due faccia una cavolata, però la vedo dura. Sì, forse chiediamo a Pat e possiamo farne un'altra nel caso, piuttosto che continuare questa qui. Sì, grandi possibilità proprio non ce ne sono. Cioè, secondo me siamo in una situazione che il primo che spinge qualcosa perde. Più o meno. Sì, cioè è Anche così. adesso lui non trova la mossa della vita. Dai, provo a chiedergli patta. Passiamo. Sì, dai, chiedila. Speriamo l'accetti. Secondo me l'accetta. Patta offerta. Niente. Qua in attesa, tu vedi lo schermo, no? Che c'è scritto in Sì, attesa sì, per sì. fare rispondere. Sarà andato in bagno. Addirittura. Ecco, intanto dai, riguardiamocelo un po' perché così ci portiamo avanti. Allora, ti chiedo un attimo il controllo. Vai. Tanto ci rendiamo conto se lui muove, no? Sì, perché ti porta all'ultima mossa. Cioè ci toglie. Ok. Allora, ok, arriviamo al punto. Allora, qui sai che non so se avrei roccato lungo perché tutto sommato non sta malissimo qui il re. Avrei iniziato subito un attaccone di pedoni contro il suo re. Perché nel momento in cui metti il tuo re lì è un pochettino più pericoloso farlo, no? Però, Sì. ok, sì, appunto qui c'era, come dicevamo, cattura e doppio, ma bisogna vedere, tra l'altro poi dopo le analizziamo, bisogna sempre vedere se queste mosse c'erano realmente, no? Sì. Anche adesso bisogna sempre vedere se c'erano realmente. Allora, C4 giusta, C5 giustissima e poi io voglio che inizi a essere un po' tanto pragmatico, perché donna qui è bella, ma concretamente, tatticamente, in che modo la donna può essere fastidiosa lì? Anche con l'aiuto del cavallo. Allora, la donna può essere fastidiosa qui con questo bellissimo colpo tattico, ma c'è l'alfiere. Se non c'era l'alfiere, questa era micidiale. Sì. La donna può essere micidiale qui grazie a questa. Sì. Ma lui magari in 2 tempi arriva qui con l'alfiere e ti difende questo. Oppure c'ha G3. Ok, G3 è già qualcosa perché comunque Esatto, a rompere un po' è interessante. Io credo che il modo migliore, ancora una volta, è il pedone più avanzato chiede di deve essere essere affrontato. Quindi 4. questa. La spinta che è da supportare è questa qua. E andando avanti, ecco questa qui, 1-2 subito avrei giocato. O se non subito, questa e questa, così almeno questo supportava questo. Però diciamo la rottura è qua, perché devi sempre affiancare. Ok. Quindi poi si apriva la colonna B, se non catturava, occhio che se non catturava, se tu spingevi lui chiudeva e buonanotte a tutti. Quindi una volta arrivato qui, se lui non cattura poi devi catturare tu. Sì. E a questo punto non so, su alfiere, catturi, si è aperta la colonna B e dopo ci giochi lì.
Su questa sì, lui ha quella. inviato... Qui forse ancora potevi, B4. Qui ancora potevi B4. Ops, niente, non me l'ha fatta fare perché, sì, perché perché stiamo ancora giocando, giustamente. Aspetta che vado avanti. mosso. No, non ha mosso. Ma secondo me sta aspettando che tu ti stufi, tipo quando manca un minuto inizierà a giocare. Ma io gli ho mandato la patta. Va bene, così è. Così Non l'ha è. neanche rifiutata. Ma secondo me questo è uno di quei giocatori che arriverà tipo a un minuto, sperando, capito, che tu magari ti sei alzato. Questa è la prova, Questa è la prova. Ti dico che è la prova. Magari spera che tu ti alzi a un certo punto e dato che è 1 minuto e 48 magari la perdi per il tempo. Capito. Comunque quindi prima il pedone affiancato, va bene. Sì, va sempre, bene. sempre, sempre. E quindi aspettare questi fatidici 3 minuti. Ma che personaggio. Beh, era 9, Sì, sì, ma secondo me è intenzionale, cioè è intenzionalissimo. Questo è un trucchetto sporco, ma che voglia che c'ha di aspettare 6-7 minuti. Eccolo qua. Ha rifiutato la patta. Vai, ho attivato il motore, probabile anche questo, che ha attivato il motore, probabile. Giocala pure, che c'è 1 minuto e 39. Sì, 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 sì. E io faccio ancora come prima. Faccio così. Do il tempo a lui. Vuole fare? Non lo so. Boh. Ah, non lo so. Adesso io ho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, tanto. So che è qua, però. Adesso però ne ho 4. Ok, oltre al numero conta anche la qualità. Sì, la qualità, sì, 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 Non sì, sì, sì. dimenticarti mai. Però, cioè, non so, torno indietro. Cosa sta facendo? Sta prendendo tempo anche lui. Ma 200 mosse, 400 mosse sta partita. Che dire? Ma non puoi darmi la patta al posto che fare sta roba? Mannaggia te. Rifiutato. Ma non ci posso credere. Dai comunque uno sguardo ogni tanto alle mosse, perché magari si tira fuori. Cioè, secondo me non c'è nulla, però non giocare mai in automatico totale perché non si sa mai chi tira fuori qualcosa. Infatti, cioè, questa è l'unica spinta che ha. Ma scusa, posso provare a suggerirti una manovra che ho visto adesso, tipo così, tipo, non so se riesco a disegnare sulla scacchiera questa. No, non si riesce a entrare comunque da nessuna parte. Scherzavo. No, anch'io l'ho valutato, ma no, non c'è. non ci arrivi. Questa è la sua unica spinta. Sì, è l'unica, ma c'hai 2 pedoni che tengono. Dammi la patta. E contro 2 pedoni. Scusa, dopo un po' tanto... Cioè, ma tanto c'è la patta lo stesso, no? Ma non ci posso credere. Dopo 8 mosse continuamente così, ti dà la patta. No, dopo 50 mosse che nessuno cattura niente c'è patta, Ah, ok. Minchia, però, cavacca, ma possiamo fare 50 mosse così? Non ci posso credere. Non ci posso nessuno credere. fa niente. Sì, spera nell'errore, per carità. Non ti rifiutarla. Ma non ci credo, questa cosa qui ti giuro non mi è mai successa. Da dove viene? Ma guarda, non dico niente. E adesso risali a 30 minuti praticamente. Occhio a farle sempre veloci, che magari ti spinge quel pedone a un certo punto, capito? Cioè, tu gioca veloce, ma occhio che magari a un certo punto ti fa quella mossa che proprio non ti aspetti. Cioè, quella mossa di pedone, l'unica mossa che può fare. Oh, ma vai a quel paese, va. Esatto. Puoi insultarlo nella chat, puoi insultarlo, ti prego, nomi tutti No, lo di riporto per Mattoscacco. ostruzionismo. Sì, sono d'accordo. Ostruzionismo.
Sì, sono Questo è da d'accordo. reportare. Ragazzi, mi No, spiace, questo è da questo è da riportare tutta la reportare. vita. No. Facciamoci una revisionetta manuale. Vai, tanto c'è già il controllo. Ok. Mi è arrivata la richiesta. Ok. Allora, non l'ho so se si visto è aperta online. una pagina che non vedo. Possibile? Possibile, perché mi è aperta. Aspetta che te la condivido. Un secondo. Condividi. Qua, fai schermo intero. 900 mosse. Cos'è che c'è scritto? No, dico 900 mosse di Ok. partita. Allora. Sì, qui era G3, no? Da teoria, cioè questo è quello che mi ricordo anch'io. Sì, G3. Sì, è Fiere G3. Fiere G3 c'era. Ok. Fin qui tutto bene. Va bene. Qui F4 bisogna giocare, sì, Perché Vediamo analisi. questo qui... Callondine F3 c'è F4, cioè No, terza terza, perché mi fa paura questo qua, che poi in realtà non è mai riuscito a sfruttare bene, però volendo c'è. Perché la prima di F3? Callondine F3 per supportare. Sì, ci sta. Ma ti blocchi il pedone. No? Quello F, appunto per non spingere quello F. Perché siccome quello F rende debole 3 ed è G3, che sono un po' le debolezze che hai sofferto un po' per tutta la partita. Ok? Vabbè, F4 è un altro modo di giocare, non è che è sbagliato. Ok, qui volevo spiegarti un po' il fatto che secondo me queste non servivano perché poi comunque andavi ai cambi alla fine, no? Anzi, ti dico, qui guadagniamo un pezzo perché così lui aveva due pezzi leggeri e così lui c'ha questa che alcuni non notano e c'ha comunque due pezzi leggeri. Ma al di là del fatto che guadagnava il pezzo, cioè comunque andare ai cambi così non ha un vantaggio. Noi cambiamo solo se abbiamo un vantaggio. Quindi abbiamo tenuto lì questo qui, questo di qui e Guarda qui che qua secondo c'era me già, vedi con l'analisi se qua c'era sì, qui cavallo G6. Ah, giusto, qui c'era il cavallo G6. Che dici? La fa? Tu che dici? Non lo so, questo è troppo forte. Anche secondo me. Cavallo G6 è la prima. Pensa a te. Ma chissà perché. Vabbè, è un po' materialista. Va bene. Ok, donna di 2, sì, qui come ti dicevo forse donna di 3 per evitare sempre di muovere la regina. Ok, qui stai bene. E qui il piano giusto è C4 tutta la vita. C'è C4. Perché non c'è ancora C4? Alfiere F3. No, dai, c'è C4. Ah, forse perché avresti cambiato l'alfiere sul cavallo. Aspetta, fammi vedere. Se lui su questa c'ha... Sì, credo che lo vuole cambiare poi sul cavallo. Va bene. Torniamo a noi. Donna di 2. Qui, questa qui. Questa qui è giusta. Questa è giusta da morire. C5. Prima scelta. E qui ho sbagliato il C6 pedone, e qui vedi? sì. Qua da B4 B4. diceva, vedi? Sì. Così. B4 sempre. Così purtroppo chiude. Perso tutto. Sì, gli ho perso tutto. Poi ok, qui rimane questo 0,40, ma il 0,40 teorico in realtà è patta già da qua, perché non ci sono spinte. Sì. È finito. Sì. Peccato. Ok, cosa ci insegna questa partita? Che ci sono persi 3 colpi tattici. Quindi dobbiamo lavorare ancora tanto sulla tattica, perché posizionalmente ci siamo. Adesso abbiamo imparato anche le spinte dei pedoni giuste da fare, quali sono. E lavora tanto proprio di tattica e chiediti se, perché alla fine nella partita c'è almeno una c'è, anche questa che sembra la più incasinata e bloccata di tutte Mannaggia. e secondo me verso la fine
quando era tutto chiuso. Ah, ecco, qui volevo dirti un'altra cosa molto importante. Molto importante. Qui a un certo punto hai pianificato per spingere B, quindi Sì. ti sei concentrato, ma non puoi mai spingere perché contro 2 pedoni, cioè non puoi Sì, fare mai stavo nessuna valutando il spinta. sacrificio di Alfiere, capito? Ok. Perché siccome là c'era il re così davanti, è vero che c'era la donna, però se facevo anche il raddoppio di torri, volevo valutare il sacrificio di Alfiere, Ok. era quello. Perché non vedevo altro modo, capito, per Vabbè, sì, no, continuare. non c'era. Cioè, l'unica che vedevo era quella lì, cioè valutare il sacrificio di Alfiere. Per esempio, qui non potevi provare a triplicare i pezzi pesanti qui e attaccare questo? No, perché poi bastava Ma tanto difendeva semplicemente che mi lui, anche faceva lui così. metteva torre Ma dietro no, la torre. no, non funziona. Non funziona niente. Non funziona niente, è sempre pari, giusto? Sempre 0-0, sempre. O c'è stato un momento che c'era un colpo tattico e non ce lo siamo visti? No, vedi, 0-0. Vabbè. No, qua è tutta fatta. Non c'è. No, No. che scherzavo. Vabbè, pari da morire. Cioè, ma si vedeva che era patta qua, non c'era niente. Ha voluto continuare a fare 98 mosse. Cioè, quante mosse sono alla fine? 61. Sì, 61 mosse, è andato un po' lungo. Era finita la Allora, 20ª. a me piacerebbe tantissimo farne un'altra, ma devo scappare. Nel caso io c'ero. Tu comunque se vuoi giocare, vuoi salire, falla, che è cosa buona e giusta. E dai, io penso che questa cosa qui adesso non te la scorderai più, la cosa dei pedoni, di come No. spingerli. Mm. E quello aiuta tantissimo. E perché veramente la partita era vinta. Prima della spinta sbagliata dei pedoni era vinta. Ma quante mosse ha fatto? Sì, no, ti ho detto, ne aveva fatte 40, ma forse veramente siamo arrivati a 50 mosse. Qui C'era in 2 quello. mosse, sì. Vabbè, non me la dimenticherò più. Quindi qui aprivi, poi ovviamente toglievi il re, portavi questa che avevi in mente di farla, ti Sì. ricordi? Portavi in gioco anche l'altra torre, poi qualcosa succedeva. Va bene amici, mi spiace che abbiamo trovato un giocatore secondo me sleale, non si fanno queste cose. Cioè davvero, vabbè, o inesperienza, pensava che in qualche modo poteva vincere, ma si capiva che era tutto chiuso, tutto bloccato. Ringraziamo Patrick che si sta impegnando tantissimo e dai, per la prossima volta 1180. Ci speriamo. Dai. Adesso vedrai che mi presenterò con 1080. Esatto. Va bene. bene amici, Ciao alla Cris, grazie di prossima. tutto. Ciao ragazzi. Ciao.